Villaggio Mosè ad Agrigento, poi Licata, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana e Realmonte. In questi comuni gli impianti di depurazione erano stati sequestrati ma lasciati alla gestione di Girgenti Acque, a cui era stata concessa la facoltà d'uso. Adesso questa facoltà è stata revocata dal GIP del Tribunale di Agrigento, il quale ha nominato nella qualità di amministratore giudiziario il direttore del Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione, Maurizio Pirillo, e lo ha fatto su sollecitazione della Procura della Repubblica di Agrigento. Il gruppo di lavoro, coordinato dal capo dell'ufficio Luigi Patronaggio, è composto dai sostituti Alessandra Russo e Silvia Baldi. Il provvedimento, si legge nella nota diffusa dalla magistratura, si è reso necessario in considerazione delle condizioni critiche in cui versano gli impianti e dell'accertato complessivo inadempimento da parte del gestore del servizio idrico integrato delle prescrizioni imposte nei decreti di sequestro preventivo e nei successivi decreti modificativi, prescrizioni che erano state a suo tempo individuate dal GIP al fine di consentire a Girgenti Acque, si sottolinea nella nota, di porre rimedio in via autonoma alle gravi inefficienze depurative e strutturali riscontrate, ma di interventi migliorativi nemmeno traccia, secondo quanto rilevato dall'autorità giudiziaria. Così, al termine della scadenza dei termini fissati, tenuto conto della gravità delle violazioni rispetto agli obblighi assunti con la Convenzione, è stata seguita la strada della sostituzione nella conduzione degli impianti. Al direttore generale Pirillo ha affidato anche il depuratore di Sant'Anna nella città dei Templi, recentemente posto sotto sequestro.